emozionata come una scimmia per averla qui per la prima volta come ospite. Fate un grosso applauso! Scendendo queste scale mi sta venendo un crampo, ma ormai sono in scena e non c'è via di scampo. Signori miei, beccate visto un pezzo di campo. Per voi sarò l'Osiris o mi trasformerò in un sindache oppure Betty Grego. Sarò la prima donna, considerato che non ce ne sono altre, ci sono solo me. Per me organizzeranno una conferenza stampa. In me c'è poco sacro dell'arte che ti bamba, ma dico non vedete che pezzo di sarò la prima donna, considerato che non ce ne sono altre, ci sono solo me. Sarò una trasformistrazione, non ci sono l'acqua. Per me organizzeranno una conferenza stampa. In me c'è il fuoco sacro dell'arte che ti bamba, ma dico non vedete che pezzo di Grazie. Selena! Per la prima volta a Sassari! Per la prima volta al Queer Party e per la prima volta a Sassari! Beh, no, in passato ho battuto molto nel porto di Olbia. Ah, che fina! Amore, siero portuale. Anche Alghero, se non sbaglio, vero? Sì, ho fatto qualche dozzina anche ad Alghero, ma non molto, però preferivo venire qui a Sassari perché mi mancava. Comunque sei buono. Hai visto? No, dico, Massimo, in camerino me lo devi mandare, eh? No, lui. Matizia da morire. Aspetta, gli facciamo un tatuaggio sulla mano e sì, così poi lo riconosciamo. Sì. Invece dici... A te ti conosco già. Pensate che lui mi è caduto dentro in culo, ho dovuto chiamare i pompieri per ripescarlo. È la verità. È vero, amore. Diciamo. Tra l'altro sono molto orgogliosa e felice di essere qui perché finalmente non esiste a Cagliari ma esiste solo qui a Sassari, c'è un'associazione, quindi molto bella, molto importante, che veramente ha una funzione, non è il saluto delle bambole qui a Cagliari perché sono solo spettacolare, ti è vero, sì. Spettacoliamo tranquillamente anche noi, tranquillo. Ma non lo so. Forse loro un po' di più, vabbè, ma sono cose che capitano, non è un problema. Adesso che ci siamo in serio lo scioglilingua, questo è solo per i maschi. Proviamo a farle dire ovolollo. Esatto, ovolollo. provate a dire tutti insieme. Quando siete bagasse. Lo diciamo insieme, dai. Sì. Ovolollo. Solo per i maschi perché è una questione che noi usiamo questa parola ovolollo per vedere l'apertura della bocca. Esattamente, e come hai visto sono tutte un po', come dire, migliori. Amore, non solo la Madonnina di Lourdes, miracoli non ne faccio citare e basta. Mi guarda. Ti
ti sta adorando. Tu non hai capito che ti sta adorando. Credici. Io adesso ti cevo il microfono. Esatto. Provo a cambiarmi, a diventare un'altra volta cioè, cessa. a diventare di nuovo questo pezzo di Vamp. Assolutamente sì. Ci vediamo tra meno di un minuto. E questo però ammazza. Questo è il settore Muscle Bear. Hai visto ogni carica di boni che ci abbiamo? Non è niente. Questo piccolo maglioncino beige. Qual è quel maglioncino bello? Ma cosa? Che quella lì? Oh, guarda, lasciala perdere. Guarda. L'ho vista, era meglio se non la vedevo. Ciao. Mi ricorda molto il compagno di merende di Pacciani, un po'. Schifo. Ti ammazza, C'ha quel... Basta con le chiacchiere, vado a cambiarmi, ciao. Stavo per dirlo. Un applauso a Elena! Poi, scusami, ho sonorizzato qualcuno con un microfono, ma non è un problema. Adesso mi sento molto nell'intimità di casa mia, con due cose nere in mano così. No, le rivolte verso la bocca, tutto a posto. Buonasera, guarda come è diventato voi. Cosa c'è? Tutto a posto, sì. Allora, ladies and Chesterfield, dato che Velena tornerà a trovarci tra pochissimo, non erano le mie cosce, diciamo Velena tornerà a trovarci tra pochissimo. Nel frattempo, mentre lei va a diventare ancora più figa, ve ne presento una che è figa e già in partenza. Gli altri? Vai! Vai! Carol! È Carol! Ma è morto! Mentira! No, allora, scusate, c'è un sacco di... c'è poca disciplina stasera. Scusa lo sputo. C'è poca disciplina stasera. Qui il party mi fate sentire un urlo tutti insieme. Abbiamo fatto la prova, adesso chiedo di farlo per lei. Fate un urlo per Lucrezia! Vai Giangia!
Lucrezia!